Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È sempre la guerra in Ucraina in primo piano, con le drammatiche notizie che arrivano da quello che è diventato uno scenario bellico, non più di 1700 km dal Friuli. Combattimenti in corso a nord di Kiev. Nella notte una pioggia di missili russi è caduta sulla capitale ucraina, mentre l'esercito ha assediato varie città. 2 insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. L'Ucraina conta finora 137 soldati uccisi, 316 feriti. I civili si rifugiano dove possono, fra scantinati, bunker, metropolitana e stazioni. Tante le manifestazioni di protesta nel nome della pace anche in Russia. Molti dei manifestanti sono stati arrestati dalla polizia russa. Stamattina il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che si trova a Dubai, ha pubblicato un post su Facebook nella quale invia un pensiero a tutte le vittime del conflitto in Ucraina, quella che si sta consumando. Ha aggiunto Fedriga una pagina drammatica della storia sulla quale non possiamo pensare di rimanere in silenzio. C'è forte preoccupazione per le sorti delle imprese friulane in Russia e in particolare in Ucraina. La regione è a stretto contatto con il governo. L'intervista all'assessore alle attività produttive Sergio Bini. Assessore Bini, voi siete in contatto con imprenditori in Russia, in Ucraina, siete preoccupati? Sì, preoccupazione c'è, è una preoccupazione alta. Noi, come diceva lei, abbiamo diverse imprese, diversi imprenditori della nostra regione che lavorano sia in Ucraina ma anche in Russia in maniera importante, quindi non ci voleva da un punto di vista in primis umano, perché quando si parla di guerre il nostro pensiero deve, come dire, essere rivolto in primis verso questi popoli, verso queste famiglie che stanno vivendo un qualcosa che nessuno di noi vorrebbe mai provare. E poi il problema economico, viva Dio, noi stiamo uscendo con fatica da 2 anni di pandemia che già hanno provato in maniera importante le nostre imprese. Stiamo cercando di gestire la cosiddetta crisi e la tempesta perfetta dovuta ai rincari dell'energia, ai rincari delle materie prime. Insomma, non ci voleva anche questo ulteriore elemento di disturbo per il mercato. Per esprimere la propria vicinanza al popolo ucraino, il Comune di Pordenone e l'associazione di categoria del Friuli Occidentale hanno organizzato una marcia che attraverserà il cuore cittadino mercoledì 2 marzo. Il sindaco, un piccolo segno ma doveroso. Pordenone scende in piazza a fianco del popolo ucraino con un'iniziativa di solidarietà a favore delle circa 1500 persone provenienti da quel paese che vivono nel Friuli Occidentale, di cui 350 nel capoluogo. A farsi portavoce della manifestazione il sindaco Alessandro Ciriani. L'appuntamento è mercoledì prossimo, mercoledì 2 marzo alle ore 18 in piazza Cavour. Partiremo per poi raggiungere piazza del municipio dove si svolgeranno alcuni brevi interventi. Ovviamente, trattandosi di una manifestazione che si tiene in un momento comunque in cui ancora c'è lo stato di emergenza, si raccomanda a tutti la mascherina e il distanziamento. A pochi passi c'è la base NATO di Aviano, c'è preoccupazione a riguardo, vi siete sentiti anche tra sindaci? Ma noi ci basiamo su quelle che sono le rassicurazioni che arrivano dalle autorità competenti, quindi dalla prefettura piuttosto che dalle autorità di pubblica sicurezza. Direi che in questo momento preoccupazioni per l'incolumità della nostra terra non c'è. Siamo molto preoccupati per l'escalation, per quello che potrà diventare, no, una nuova cortina di ferro a ridosso dell'Europa. Veniamo al Covid. I dati dell'emergenza sanitaria segnalano un progressivo miglioramento della situazione. Friuli Venezia Giulia sempre più vicina alla zona gialla. Terapie intensive sotto il 10% in regione, il Friuli Venezia Giulia si avvicina sempre di più alla zona gialla, lasciando alle spalle quella arancione. Poco o nulla cambierà in termini di limitazione per vaccinati e non, visto anche che dal 31 marzo, come ribadito dal Premier Mario Draghi a più riprese, terminerà l'emergenza sanitaria, ma l'indicatore è comunque lo specchio della situazione Covid, sempre più in miglioramento in tutta la nazione e anche nel nostro territorio. Riguardo l'occupazione dei letti, quella media delle terapie intensive è scesa in Italia all'8,4%, cioè sotto la soglia di sicurezza del 10%, quella dei reparti ordinari al 18,5%. Scende anche l'RT che dallo 0,77 della scorsa settimana arriva allo 0,73 e cala anche l'incidenza settimanale dei casi per 100.000 abitanti. Venerdì scorso erano 672, oggi 552.
La curva dell'incidenza quindi continua a scendere rispettando una tendenza iniziata ormai da alcune settimane. Il Friuli Venezia Giulia si è presentato al mondo nel corso della giornata odierna di Expo 2020 a Dubai, una mattinata di lavoro nel corso della quale sono state presentate le eccellenze del territorio. Dal porto di Trieste alle nuove tecnologie nel mondo del manifatturiero, dall'agricoltura sostenibile ai prodotti enogastronomici, a Dubai in Expo 2020 è il grande giorno del Friuli Venezia Giulia che ha messo in mostra le eccellenze del territorio con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini. Il ministro ha definito il Friuli Venezia Giulia un territorio con speciali caratteristiche, è una regione di confine e un ponte naturale per l'Europa e l'Est anche grazie al suo sistema portuale, una comunità fioriente, diversificata, un esempio per il paese, e poi ha ricordato nel 2025 Nova Gorizia e Gorizia saranno la capitale europea della cultura. Fedriga ha posto l'accento sull'aspetto turistico ed economico. Siamo il primo porto italiano ma abbiamo ancora grandi possibilità di crescere perché non siamo un porto che guarda come commercia l'Italia, ma il 90% del traffico è fatto sull'estero. Sul palco anche Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale, il quale ha sottolineato come si sia partiti da quello che c'era per far crescere lo scalo con l'obiettivo di investire ulteriormente. Rolando Paolone, CEO di Danieli, ha invece posto l'accento sul futuro della produzione green del metallo grazie alle innovazioni e ricordando anche i 110 anni di attività del gruppo. E poi Daniele Modesto, CEO di Zero, ha presentato l'agricoltura verticale sostenibile grazie alle energie rinnovabili. La mattinata di lavori si è conclusa con lo chef Emanuele Scarello che ha invece presentato le tipicità del territorio. Enrico Monticolo, il nuovo sindaco di Tor Viscosa. Il Tribunale amministrativo regionale ha disposto la correzione del risultato elettorale dopo un riconteggio dei voti che ne assegna uno in più a Monticolo, 544 contro i 543. Questa la sentenza del TAR dopo il verdetto di parità che 4 mesi fa aveva conferito temporaneamente la carica a Marco Turco, in quanto più giovane. Turco dal 4 ottobre regge le sorti del comune, ma passerà all'opposizione o potrebbe decidere di andare al Consiglio di Stato. Karin Stefanutto da 3 anni vive in una casa di fatto inagibile con le 2 figlie in attesa di una casatra. È riuscita a ottenere uno stabile che non raggiunge i minimi standard qualitativi, pieno di muffa, privo di riscaldamento, non è neppure collegato in maniera sicura alla rete elettrica e succede in pieno centro a Pasian di Prato. Noi siamo qui dal 2019 per un problema avuto con la famiglia del mio compagno, quindi siamo arrivati in questa casa, una casa dove noi stiamo pagando l'affitto mensilmente, però è una casa piena di problemi e io sono veramente arrivata all'esasperazione. Ho chiesto aiuto anche al Presidente della Repubblica, ho chiesto aiuto al Comune, ho chiesto aiuto all'assistenza sociale e io devo venire fuori da questa situazione per la dignità delle mie figlie. Non posso far vivere le mie figlie in questa condizione. Le mie figlie non hanno vita sociale. Sono 3 anni che le mie figlie non possono invitare nessuno, non possono comunque accogliere nessuno. È una vergogna per loro, io questo lo capisco. In questi 2 anni non siete stati in grado, tra l'altro, di trovare una soluzione alternativa, perché proprio pare che di alloggi a disposizione non ce ne siano. Io sono in lista con l'ATER dal 2019, però non ci sono alloggi, quindi noi siamo costretti a stare ancora qua. Quindi siamo senza riscaldamenti, non abbiamo i termoconvettori che funzionano, la canna fumaria è inagibile, la messa a terra non c'è ovviamente, e non ci sono le finestre riparate, infatti quella del bagno è tenuta su con una catenella e viviamo così, sopravviviamo così. Perché i vestiti sono da buttare, i miei documenti sono da buttare, si bagna tutto, si bagna tutto. Una storia che Alessandro Di Giusto ci racconterà nel corso di A Voi la linea subito dopo la pubblicità. È partito questa mattina al liceo Stellini il progetto 4 ruote per la sicurezza, stili di vita, stili di guida, iniziativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Udine che si pone l'obiettivo di sviluppare la conoscenza delle norme, il rispetto delle regole e l'acquisizione di comportamenti corretti sulla strada. Un progetto importante che parte dal liceo Stellini, noi siamo orgogliosi di questo e poi si estenderà anche ad altre scuole. È un progetto nel quale noi teniamo molto perché ovviamente l'obiettivo di tutte le scuole, non solo del liceo Stellini, è quello di formare le persone a 360 gradi, quindi dando le competenze non solo nelle materie disciplinari ma estendendole anche ad altri settori. L'aspetto della sicurezza legato alla guida è un aspetto assolutamente fondamentale, ci rivolgiamo in particolare ai ragazzi delle terze e delle quarte che sono prossimi a prendere la patente di guida. E come viene accolto dagli studenti questo progetto? Il fatto di portare quei ragazzi a stimolare
la loro creatività per realizzare video, manifesti, foto è sempre interessante. Poi il fatto che i ragazzi si stimolino a vicenda sulle conseguenze, quindi realizzando anche dei messaggi interessanti, può essere un aiuto perché ci sia maggiore attenzione in questo senso. Al via oggi Confindustria Udine Academy, che propone un ciclo di 3 incontri con i big dell'economia internazionale. È un'opportunità aperta a tutti. Figure di livello mondiale a disposizione delle aziende del territorio, il tutto grazie al progetto Confindustria Udine Academy, che propone un ciclo di 3 incontri con alcuni big dell'economia. Il via il 25 febbraio con Thomas Foster, professore della Birmingham Young University e considerato il guru mondiale del quality management, seguito il 1 aprile dall'incontro con Giuseppe Zollo, professore di management engineering dell'Università Federico II di Napoli, che parlerà dell'arte del management in un mondo complesso. Infine il 16 maggio appuntamento con Umit Biticci, vice decano esecutivo e professore alla Edinburgh Business School, che focalizzerà l'attenzione sull'innovazione. È assolutamente fondamentale sfruttare questa opportunità perché personalità di questo livello non è facile ascoltarle, figuriamoci averle in presenza sul nostro territorio, che parlano al nostro territorio. E nasce questo progetto della Confindustria Udine Academy dal fabbisogno percepito di formazione continua, che, voglio sottolineare, non è più un'alternativa, un qualcosa di opzionale. La formazione oggi diventa assolutamente obbligatoria. È stato presentato questa mattina a Pordenone il nuovo piano della mobilità sostenibile, che prevede la possibilità di un maggior utilizzo di mezzi alternativi all'auto. Meno auto in centro e maggiore integrazione con le piste ciclabili e il trasporto pubblico locale, con tanto di hub scambiatori. Sono queste le novità alla base del nuovo piano della mobilità sostenibile del traffico presentato dal Comune di Pordenone. Noi ci siamo concentrati in maniera importante sul trasporto pubblico locale. L'altro aspetto su cui abbiamo lavorato moltissimo è la sosta e lo spostamento anche delle merci, e abbiamo intrecciato questi 3 temi in modo tale da creare un sistema articolato dove i cittadini e anche i visitatori possono scegliere di lasciare l'automobile distante, possono scegliere di arrivare più vicino e poi spostarsi nell'ultimo tratto con mezzi alternativi. Può essere l'autobus, può essere la bicicletta, può essere l'andare a piedi, può essere anche il monopattino. Pronta a scendere in campo questa sera alle 18:45 a San Siro l'Udinese di Gabriele Cioffi, chiamata la difficile sfida contro il Milan. Seguiremo su Telefriuli la sfida a poltronissima con Francesca Spangaro, Marco Pasquarello e Paolo Matrecano, e per la contemporaneità della gara il telegiornale delle 19 sarà anticipato alle 17:30, confermato invece l'appuntamento con informazione delle 16:30, mentre alle 18 andrà in onda Gnovis, il TG in lingua friulana. Subito dopo la pubblicità invece appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.